Picchetto presentato. Riconoscerete voi il capitano di fregata Gazio Tedesco quale comandante del porto e capo del compartimento marittimo di Porto Empedocle. Come ho detto nel mio discorso, il porto di Porto Empedocle è un volano commerciale importante, impegnato in tutti quelli che sono progetti a livello nazionale importantissimi. Continueremo nel nostro ruolo per fornire massima disponibilità, tutti i servizi per la sicurezza della navigazione, non mancando di effettuare tutti quei controlli affinché le attività vengano svolte in maniera sicura, sia per l'ambiente sia per i lavoratori, per quello che sono le nostre competenze. In questi pochi giorni ho visto una realtà che conoscevo poco, ovviamente conoscevo di striscio nelle letture di Pirandello, letture scolastiche, quindi questa è una realtà culturale di primo livello che continua a primeggiare in Italia per cultura, e quindi mi aspetto di trovare una gente buona, gente che si confronterà con le autorità marittime in maniera leale affinché si possano raggiungere tutti gli obiettivi, perché solo lavorando in sinergia con le pubbliche amministrazioni e tutti insieme si riesce a trovare un risultato. E poi c'è anche l'impegno sul fronte immigrazione con Lampedusa. Sì, assolutamente. L'ufficio di Lampedusa dipende dalla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle e noi continueremo a fornire il nostro supporto per la sicurezza della vita umana in mare in maniera indistinta e in qualsiasi momento. Come ho detto nella locuzione, mi porto tantissima umanità, professionalità e voglia di continuare a far bene. Sono stati 2 anni intensi, purtroppo 2 anni sembrano tanti ma in effetti non lo sono. Ci sono delle cose che sono state solo iniziate per mancanza di tempo, il comandante tedesco sicuramente riuscirà a portarle a termine. Tutto ciò si è fatto comunque grazie fondamentalmente ai miei uomini. Io non voglio essere autoreferenziale, cioè a parte il fatto che la bontà dei risultati non la valuto io, ma comunque quello che si riesce a fare in un comando, in generale in un'organizzazione di uomini, si deve alla squadra e se la squadra è valida i risultati vengono. Niente, avete sicuramente avvertito l'emozione di lasciare questa terra, dove sicuramente ritornerò perché l'ospitalità e il calore che ho trovato in Sicilia difficilmente si trova in altri territori.